In Consiglio dei Ministri il decreto rilancio da 55 miliardi per aiutare famiglie e imprese, tra poco la conferenza stampa. In arrivo lo stop all'IRAP di giugno, il reddito d'emergenza, risorse per la cassa integrazione ed ecobonus. Bagarra alla Camera, deputato della Lega definisce Silvia Romano neoterrorista, PD inaccettabile, Di Maio superato il limite. Scendono ancora i contagi, molti guariti in un giorno, ma tornano a salire i decessi, oltre 31.000 da inizio pandemia. Caos nel Regno Unito, metro e bus affollati, poche mascherine, primo paese in Europa per casi e vittime, almeno 50.000 morti. Asciugamani monouso e distanziati, il 18 maggio riaprono parrucchieri ed estetisti, palestre e centri sportivi la settimana dopo. Le incertezze della stagione turistica, poca chiarezza su rimborsi e cancellazioni, le prenotazioni non decollano, gli albergatori dicono definire le responsabilità in caso di malattia. Buonasera dal TG1. A Palazzo Chigi è in corso, lo avete sentito dai nostri titoli, il Consiglio dei Ministri per approvare il cosiddetto decreto rilancio, decreto da 55 miliardi. Sul tavolo del governo le misure per far fronte alla crisi economica con aiuti per famiglie e imprese e poi la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Prevista tra poco la conferenza stampa del Premier Conte. Allora andiamo subito in diretta a Palazzo Chigi con